Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Adria. Questa sera siamo nella sala consigliare del municipio per la presentazione della serata dello sport di venerdì 19 nell'ambito di Adria d'Estate, organizzata dalla Consulta dello Sport, presente con il presidente Federico Simoni, oltre a Mauro e Claudia Colombo di Assi Industria Sport per l'Atletica, il sindaco di Adria Omar Barbierato, l'assessore Matteo Stoppa, la presidente di Adria Shopping Isabella Marin e per l'associazione Tutti in Bici Giovanni Giribuola. Ascoltiamo la presentazione del presidente Federico Simoni dell'importante serata del 19 agosto. La possibilità che viene data da un po' di anni ormai a questa parte a tutte le associazioni sportive del tempo libero di Adria di avere una loro vetrina. Noi la chiamiamo una vetrina delle associazioni perché è proprio un modo per mettersi in mostra e farsi conoscere da noi associazioni, ci sono quelle più conosciute e quelle meno conosciute, però tutte hanno la possibilità in ugual misura di farsi vedere e far qualcosa, come diceva prima la Presidente Isabella, per la propria città. Entrando proprio nella serata, è una serata che si comporrà di vari momenti. Ci sono momenti proprio sportivi, momenti espositivi, momenti di esibizione. Si partirà alle 19:20, se non sbaglio 19:30, con la corsa podistica, la mini podistica e la corsa podistica organizzata dalla Podisti Adria, con partenza davanti al Teatro Comunale in Piazza Cavour. A seguire poi ci saranno le premiazioni, subito dopo ci sarà la partenza, e per questo ringraziamo la Tutti in Bici di Adria del mitico patron Gigi Giribuola della Golena by Night, che è una pedalata ecologica con partenza alle 21:15 da Corso Mazzini, quindi da dove saranno i gazebi con le varie associazioni, ed è una pedalata ecologica che va verso la Golena di Panarella, quindi si andrà a vedere proprio la bellezza del nostro territorio golenale. Durante tutta la serata ci saranno i gazebi delle 17, forse 18, adesso stiamo aspettando l'ultima adesione, associazioni del tempo libero sportive che hanno dato adesione, che hanno dato la possibilità agli adriesi e non solo di conoscere tutte le realtà associative che abbiamo qua sul territorio, non solo ad Adria, magari sono realtà, associazioni tipo quella del Parco che sono di Rovigo, ma che hanno anche realtà locali su Adria. Ci sarà un momento in Piazza Garibaldi con il saluto delle autorità, partendo proprio da Piazza Garibaldi ci sarà la bandierona, chiamiamo così, italiana. È un'idea che è nata qualche anno fa, eravamo in pieno Covid nel 2020, se vi ricordate, abbiamo fatto questa sfilata, la faremo anche quest'anno, con tutte le varie associazioni, ragazzi, bambini che tengono questa bandiera molto lunga, credo sia attorno ai 30 metri, lungo il corso, si andrà sul palco Mazzini. Lì ci sarà la presentazione del ringraziamento ad una di tutte le associazioni che hanno dato la disponibilità e sono presenti quella sera, e ci saranno due momenti anche di riconoscimento della comunità a due importanti realtà. Un'associazione che quest'anno abbiamo scelto ovviamente per non togliere niente a nessuno, di dare un attestato di riconoscimento a chi compie una decade, quindi 10 anni, 20 anni, 30 anni. Quest'anno è il momento della Liberi Ciclisti che compie 20 anni, quindi daremo un ringraziamento, una targa di ricordo alla Liberi Ciclisti. Daremo un premio, un attestato all'adriese Stefano Bilos, che poche settimane fa ha ottenuto un nuovo record del mondo di apnea in lago. Qua poi lo racconterà lui, probabilmente avremo anche un video dimostrativo, insomma, di quella che è stata la sua impresa, e poi avremo appunto il momento dei saluti delle autorità e il ringraziamento delle associazioni. Non ultimo, dimentichiamo che l'apertura della sfilata sarà gestita, diciamo così, sarà proprio l'apertura fatta dalla Liberi Ciclisti, che hanno organizzato una cosa in pieno stile Delta del Po, una sfilata tipo carri allegorici, quindi vestiti a tema, ogni ragazzino, ogni ragazzina, i dirigenti, i genitori saranno vestiti come gli animali e la fauna e la flora del Delta del Po, e questa è una cosa molto simpatica che però vuole essere ovviamente un riconoscimento, un ringraziamento, un tributo alla nostra terra. Che dire, sì, non ho fatto tutto da solo, abbiamo fatto tutto insieme con le associazioni, con l'assessore Stoppa, con la consulta tutta, per mettere insieme questa serata. Ogni anno io la vedo come, tra virgolette, una sfida, perché si sa in quanti si parte, cioè in pochi,
e non si sa mai quando si arriva. Siamo quasi 20 associazioni, in questo momento qua, a metà agosto, primo venerdì dopo Ferragosto, non è poca cosa, e di questo ovviamente io personalmente, a nome della consulta e del direttivo, devo ringraziare tutte le associazioni, i genitori, gli allenatori, i dirigenti, che pazientemente stanno mettendo insieme, confezionando i propri gruppi per essere presenti quella sera lì. Ovviamente il ringraziamento all'amministrazione comunale, che è sempre presente in tutte le situazioni e movimenti aggregativi che ha Adria, quindi tutti i vari momenti che abbiamo per fortuna durante l'anno, e ovviamente Adria Shopping per il grande lavoro di disponibilità e di messa a disposizione non solo del materiale ma anche della logistica, degli uomini e dei mezzi che hanno insomma raccolto con tanti anni a fatica e che mettono a disposizione della comunità.